Le grandi navi non devono uscire dalla laguna, c'è chi fa troppa confusione sul tema, a dirlo il governatore Zaia oggi a Chioggia, in accordo il presidente dell'autorità portuale veneziana. Controlli dei NAS negli asili nido e nelle scuole materne per la verifica della regolarità delle autocertificazioni vaccinali. A Venezia false 20 attestazioni su 34 presentate. Dopo le dichiarazioni del Ministro della Sanità ce lo aspettavamo, così il Presidente del Coordinamento Veneto per la Libertà Vaccinale attacca il Movimento 5 Stelle. È entrato nel negozio di un artigiano in Strada Nuova e dopo aver chiesto se i pezzi fossero prodotti in città il proprietario avrebbe risposto male aggiungendo «Non voglio clienti finocchi». Riguardo il passato sono tranquillo, così Salvini liquida la sentenza che conferma il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega. Il segretario D'Arè, sentenza politica, andiamo avanti. Taglio del nastro nel porto di Chioggia, inaugurate le 2 maxi gru che non hanno uguali sul mercato, orgoglio dell'imprenditoria veneta, il commento del governatore Zaia. ACTV risponde al sindacato sugli autisti all'indomani delle accuse rivolte dall'azienda in merito alle pedane manuali per i disabili sui bus. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il tema delle grandi navi, ne ha parlato oggi il governatore del Veneto Luca Zaia a Chioggia, ha detto le grandi navi non devono uscire dalla laguna, c'è chi fa troppa confusione sul tema. D'accordo con le parole di Zaia anche il presidente dell'autorità portuale veneziana. Grandi navi fuori dalla laguna? Assolutamente no, fuori dalla laguna vuol dire non avere più la crocieristica, portiamo fuori le grandi navi da sopra le 40.000 tonnellate fuori dal canale della Giudecca e dal bacino San Marco. È chiara la posizione del presidente Zaia che torna ad affrontare il tema delle grandi navi in laguna durante una cerimonia di inaugurazione a Chioggia. Perché qualcuno fa una piccola confusione, pensa che la laguna si fermi a bordo di San Marco, no, la laguna fino alle bocche di porto, giusto? La capitaneria mi conferma. Quindi noi non siamo per fuori le navi dalla laguna, siamo per dentro le navi in laguna, quando sono grandi, sopra le 40.000 tonnellate, il decreto si chiama Clini Passera. Siamo nel novembre 2011, 12 novembre, Monti diventa Presidente del Consiglio, nomina come ministri Clini e Passera. Pensate quanti anni sono passati, questi fanno un decreto, giustamente dicono fuori le navi dal bacino San Marco e dal canale della Giudecca, famose grandi navi che si vedono. Non discutiamo, portiamole distanti da quel percorso acqueo, ma noi le navi le vogliamo sempre in laguna. Concetto ampiamente condiviso dal presidente dell'autorità portuale veneziana Pino Musolino. Non potrebbe essere altrimenti, anche in questo caso noi dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di posti di lavoro, che stiamo parlando di economie che vanno a vantaggio del territorio, che vanno a vantaggio dei veneti. E chiaramente chi ha portato all'attenzione il cosiddetto problema delle grandi navi ne vede solo un pezzo e un passaggio. Io sono assolutamente convinto che un territorio come quello di Venezia, un territorio come quello del Veneto abbiano la necessità, il bisogno di mantenere chiaramente la sostenibilità piena, ma anche la piena e buona occupazione che viene data dal mantenimento e dallo sviluppo di industrie importanti, di cui la crocieristica è un ottimo esempio. Quindi assolutamente lo sforzo collettivo da parte di tutte le istituzioni e gli enti è quello di risolvere una volta per tutte la questione, mantenendo chiaramente un'attenzione alla preservazione della città di Venezia, che è un gioiello unico al mondo, ma al tempo stesso mantenendo anche l'attenzione massima agli abitanti della città di Venezia, che devono avere anche, e della provincia dell'area vasta, che devono anche avere la possibilità di avere della buona e sana occupazione. Vaccinazioni obbligatorie, controlli dei carabinieri del NAS negli asili nido e nelle scuole materne per verificare la regolarità delle autocertificazioni. A Venezia su 34 attestazioni presentate dalle famiglie, una ventina risulterebbero false. I controlli sono scattati mercoledì. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Treviso si sono mossi lungo l'asse Belluno, Treviso e Venezia e a Campione hanno ispezionato nido e materne per verificare la regolarità delle autocertificazioni presentate dalle famiglie sull'immunizzazione dei propri figli. Perché da ieri la legge Lorenzin è la norma a cui tutti debbono tornare ad attenersi e i bambini non vaccinati sono automaticamente fuori dalle scuole. Il risultato degli accertamenti a Venezia dell'incredibile 20 attestazioni su 34 complessivamente presentate sono risultate false, cioè a dire che i genitori
Pur di non rinunciare all'iscrizione dei propri figli a scuola, hanno lavorato di lima sui moduli prestampati. Un colpo di bianchetto, una scannerizzazione e via. La notizia bomba l'ha data personalmente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ieri durante il Festival della Politica in corso a Mestre. Hanno verificato se le autocertificazioni dei genitori hanno autocertificato che i figli avevano la visita per famiglia solo avevano già fatto. Hanno verificato se noi avessimo trasmesso queste autocertificazioni all'ASL, che noi l'avevano fatto. Temo, e questo credo che sarà verificato, dovremo, così lo dico già a voi dove si capisca bene, noi gireremo, ci arriveranno le comunicazioni dell'ASL se tutte quelle autocertificazioni sono regolarmente. Alcune crediamo non lo siano, e verranno per forza, per obbligo di legge, trasmesse alla Procura della Repubblica. La vicenda è perciò assai delicata perché dichiarare il falso è reato che attiene al codice penale. Chi ha cercato di fare il furbo sarà chiamato a risponderne in tribunale. I controlli sono partiti nel giorno del dietrofront del governo che con un emendamento ha modificato quanto approvato in Senato lo scorso agosto, e cioè lo slittamento di un anno dall'allontanamento da scuola per i Novax. Gli accertamenti in Veneto sono coordinati dai militari del nucleo antisofisticazione di Treviso, che hanno già iniziato le ispezioni a campione anche nelle scuole della Marca e del Bellunese. E a proposito del dietrofront del governo sul tema vaccinazioni interviene il Corvelva, il coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni. Dopo le dichiarazioni del ministro della Sanità ce lo aspettavamo, dice il presidente Ferdinando Donolato, duro poi l'attacco al Movimento 5 Stelle, hanno tirato una bidonata. Non è per nulla stupito il presidente del coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni, il dietrofront del governo che con un emendamento ha di fatto annullato quanto votato in Senato nel milleproroghe, cioè lo slittamento di un anno per l'allontanamento da scuola dei bambini non vaccinati, non è stato un fulmine a ciel sereno. Realmente noi ci aspettavamo questa cosa, specialmente dopo la dichiarazione del ministro attuale della Sanità, ci aspettavamo che il Movimento 5 Stelle si comportasse così. Un presentimento che alla fine si è tramutato in una realtà che ad ogni buon conto pare non abbia trovato impreparate le famiglie a favore della libertà vaccinale. Abbiamo detto loro di pensare alle alternative più classiche, babysitter, nonni, associazioni dedicate all'assistenza dei più piccini, spiega Donolato, che però aggiunge: speravano, purtroppo in Italia si spera spesso, è grave questo, speravano nelle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il Movimento 5 Stelle ha tirato bidonate. Severo l'attacco al Movimento 5 Stelle, nei confronti del quale la fiducia di Corvelva vacilla anche in vista del deposito delle firme, 75.000 quelle raccolte in pochissimi mesi a sostegno di un progetto di legge di iniziativa popolare a sostegno della libertà vaccinale per l'abrogazione della legge Lorenzin. Dobbiamo consegnarle, sarà questione verso fine mese che andiamo a consegnarle agli uffici preposti e poi sicuramente in base a quello che aveva promesso sempre i 5 Stelle, che qualunque legge di iniziativa popolare verrà discussa, penso che sarà uno sforzo che abbiamo fatto per nulla e farà la stessa fine delle altre leggi di iniziativa popolare che non sono mai stati presi in considerazione. Ringraziamo sempre i 5 Stelle. La banda di serbi e croati che nel gennaio scorso ha rubato alcuni preziosi della collezione Altani a Palazzo Ducali a Venezia durante la mostra Tesori dei Mogul e dei Maharaja sarebbe composta da almeno 6 persone, oltre alla talpa che avrebbe aiutato i ladri lasciando aperta la teca dei gioielli. Secondo quanto accertato dalla squadra mobile, che conoscerebbe esattamente l'identità della banda, dopo la clamorosa azione in piazza San Marco, i banditi sono immediatamente fuggiti all'estero. Si tratterebbe di un gruppo di malviventi altamente specializzati in colpi di questo tipo, che avrebbe già agito in passato in Italia e all'estero. Adesso la politica. Riguardo il passato sono tranquillo, così Matteo Salvini liquida la sentenza che conferma il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega. Il segretario nazionale D'Arè dice si tratta di una sentenza politica, andiamo avanti, e prepara intanto la festa regionale. Guardi, è una vicenda del passato, spero che la Procura di Genova
impegni il suo tempo sul disastro dell'autostrada. Sono assolutamente tranquillo, passo il mio tempo lavorando. Stiamo passando notte e giorno per aumentare le espulsioni e allontanare migliaia di indesiderati ospiti da questo paese. È così che reagisce a caldo il leader del Carroccio, Matteo Salvini. La sentenza c'è, un macigno di 49 milioni che si abbatte sulle casse della forza di governo, ma lui non si sposta. Non mi turba minimamente, è un processo che riguarda fatti di 8, 9, 10, 11 anni fa. I processi alla storia non mi affascinano. Se vogliono toglierci tutto, ci tolgano tutto, noi faremo politica tranquillamente, abbiamo gli italiani con noi. La Lega andrà avanti per la sua strada, probabilmente cambierà il codice fiscale, il nome rimane quello e noi andiamo avanti. Questa è una sentenza politica di un magistrato politico e noi continuiamo, d'altra parte è una sentenza contro Matteo Salvini e la forza della Lega che ha in questo momento. Nuovo statuto, soggetto politico e codice fiscale. D'Arè conferma quanto aveva anticipato proprio ai nostri microfoni nei giorni scorsi. Il nome non cambia, come ribadito dal vice premier. C'era una legge a stabilire il dovuto come corrispettivo dei voti ricevuti tra il 2008 e il 2010. Se nella rendicontazione qualcuno ha sbagliato e il riferimento è a Belsito, Bossi e gli altri, paghino loro. Casomai la parte lesa doveva essere quella di Matteo Salvini nei confronti di chi aveva mal gestito il partito prima. Non lo si è fatto proprio per una riconoscenza politica ad Umberto Bossi, il padre fondatore. Intanto tutto confermato anche per la festa regionale che torna a Treviso per metà ottobre. Sabato e domenica invece inizierà da Roma la petizione popolare per sostenere l'azione del ministro dell'Interno, indagato per sequestro dei migranti. Non voglio finocchi nel mio negozio, si sarebbe sentito rispondere così da un negoziante, un giovane che ha poi raccontato la vicenda su Facebook scatenando il dibattito sui social. Il ragazzo ha raccontato di essere entrato in un negozio per dare un'occhiata agli oggetti venduti. Alla domanda "i pezzi sono prodotti qui a Venezia?" il proprietario avrebbe risposto prima in modo scortese e poi continuando con la frase "di clienti finocchi non ne voglio dentro al mio negozio". A quel punto il ragazzo sarebbe stato spinto fuori dall'esercizio commerciale e la porta sarebbe stata chiusa. Il giovane ha sporto denuncia anche ai carabinieri per quanto accaduto. Il titolare della bottega negherebbe invece di aver detto una simile frase al ragazzo, specificando di averlo allontanato perché aveva del lavoro da fare e non voleva essere disturbato. Taglio del nastro questa mattina nel porto di Chioggia. Sono state inaugurate le 2 maxi gru che non hanno eguali sul mercato. Orgoglio dell'imprenditoria veneta, il commento del presidente del Veneto, Zaia. Una maxi opera realizzata dall'imprenditoria veneta, 2 gru per il carico e lo scarico delle navi portacontainer presentate nel porto di Chioggia alla presenza di numerose autorità. Un grande momento per il porto di Chioggia, ma non solo per il porto di Chioggia, per l'esempio tipico della grande manifattura italiana, no? Spesso si parla di Made in Italy e si confonde insomma il Made in Italy come se fossero solo scarpe, divani e vestiti. Invece il grande Made in Italy, quello che esportiamo, è questo, la manifattura di grande livello tecnologico che dimostra insomma che noi siamo non solo un paese che sa fare delle cose belle, sa fare anche delle cose estremamente complicate che vanno poi a servire l'economia e la produzione di altri paesi. No, queste gru andranno al porto di Limassol, a Cipro, insomma, a servire peraltro un altro grande gruppo internazionale. Oltre 100 persone negli ultimi 8 mesi tra tecnici, ingegneri e operai hanno lavorato per arrivare al prodotto finale con successo. Le 2 gru infatti sono le più grandi sul mercato. Un orgoglio dell'imprenditoria veneta, il commento del presidente Zaia al taglio del nastro, dal momento che l'opera è stata realizzata dalla storica azienda padovana Bedeschi, leader nel settore. Per noi è, come dicevo prima, una nuova sfida, cominciamo a entrare nel mondo delle gru e speriamo che questo sia siano le prime di una serie il più lunga possibile. Sono macchine che ingegneristicamente sono molto complicate e pesano più di 1800 tonnellate, quindi 1.800.000 kg e hanno avuto non pochi problemi e da un punto di vista di progettazione ma anche e soprattutto da un punto di vista di logistica per il montaggio e per il trasporto.
In occasione di questa inaugurazione una delegazione del comitato No GPL è intervenuta con degli striscioni, poi c'è stato un incontro con il governatore Zaia. Noi pensiamo che ci siano elementi per riconvocare la conferenza di servizi con tutte le criticità che sono emerse, non ultimo la presa di posizione chiara, precisa e continua della Capitaneria di Porto che dice che non è possibile fare un piano di sicurezza per il transito delle navi gasiere perché il porto non è attrezzato per questo, bisogna fare una variante al piano regolatore del porto e questa posizione ferma e decisa è stata avvallata anche da un dirigente del Ministero dei Trasporti. Continuano nella loro battaglia i membri del comitato No GPL Chioggia che hanno fatto sentire la loro voce con una piccola delegazione durante l'inaugurazione oggi al porto. Poi l'incontro col presidente Zaia. Abbiamo avuto un incontro anche con il presidente Zaia prima dell'inaugurazione, ecco, lo avevamo chiesto ufficialmente ed è stato un incontro che è durato una mezz'oretta, quindi questo significa anche che da parte del presidente della regione c'è, come dire, riconoscimento all'attività che sta facendo il comitato, un incontro positivo che dovrebbe dare dei frutti nel prossimo futuro. Tra l'altro ci hanno assicurato che la regione Veneto si presenterà assieme in appoggio al Comune e al Comitato nell'udienza al Consiglio di Stato che ci sarà fra breve. La Regione dunque si è costituita nel ricorso al Consiglio di Stato che verrà discusso il 20 settembre. Zaia ha preannunciato che la memoria conterrà nuovi elementi rivolti ad evidenziare le contraddizioni dell'autorizzazione compatibili col ritiro della concessione da parte delle autorità. Dopo la sconfitta al TAR andremo al Consiglio di Stato, ha ribadito, e difenderemo le nostre tesi che collimano con quelle dei comitati. Anche il sindaco Ferro è in prima linea nella battaglia. Abbiamo avuto un recente incontro a Roma dove abbiamo avuto modo di dialogare e valutare quali possono essere le carte da poter giocare e mettere in campo per cercare di scongiurare la portura e la realizzazione di quest'opera. Stiamo battendo tutte le possibilità e quindi non ci arrendiamo. La nostra battaglia continua e questo deposito non deve entrare in funzione. Ci fermiamo adesso per alcuni minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il corretto smaltimento delle acque reflue e l'osservanza delle norme di gestione dei rifiuti sono stati gli ambiti nei quali si è concentrata quest'estate l'attività dei Carabinieri del NOE di Venezia. Le verifiche hanno riguardato tra l'altro le strutture ricettive del litorale e i depuratori in prossimità del mare. In totale sono stati controllati 11 campeggi, 2 villaggi turistici e 2 parchi acquatici, oltre a 8 depuratori. Personale dell'ARPA va provveduto a prelevare campioni delle acque depurate. Dai risultati è emersa una situazione complessivamente positiva e non sono state riscontrate situazioni critiche. Solo in 3 casi le strutture ricettive non sono risultate in regola nella tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti o per la mancanza dell'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria. ACTV risponde al sindacato degli autisti all'indomani delle accuse rivolte all'azienda in merito alle pedane manuali per i disabili a bordo dei bus. Dopo le dichiarazioni del sindacato degli autisti a CTV in merito alle pedane manuali per i disabili installate sui nuovi mezzi e definite obsolete, arriva la replica del direttore generale. Devo dire che io sono rimasto un po' sorpreso di queste prese di posizione. Voi dovete sapere che noi abbiamo 565 autisti al giorno in turno. Lì saliti e discesi di persone che hanno difficoltà motorie, che quindi necessitano della pedana, sono circa 40 al giorno, mediamente su un anno. Il che significa che sul totale degli autisti il 7% ogni giorno viene coinvolto in operazioni di salita e discesa di questo tipo. Poiché ogni autista lavora 250 giorni l'anno, vuol dire che tutto questo cancan nasce per il fatto che un autista mediamente fa salire e scendere una persona con delle difficoltà motorie 1,4 volte al mese. Ora, oggettivamente, sollevare polemiche perché si usano
degli strumenti 1,4 volte al mese per autista mediamente, perché poi ovviamente questa è una media, ma a me sembra veramente ridicolo. Seno annuncia anche di non aver mai negato un tavolo di confronto né con i sindacati né con le associazioni dei disabili. Prossimamente incontreremo le associazioni perché è nostra intenzione innanzitutto rivedere con loro le fermate facili, che sono le fermate che oggi sono già predisposte per la salita e discesa delle persone con disabilità motorie. E l'altra cosa che vogliamo fare è provare a vedere se e come riusciamo a estendere in un qualche modo un migliore servizio a queste persone sul modello di quello che abbiamo fatto per le persone non vedenti in Piazzale Roma. È secondo me vergognoso affrontarlo dal punto di vista delle pedane elettriche o manuali, perché il problema di garantire la mobilità alle persone con disabilità è un problema etico, è un problema sociale, è un problema serio che va ben oltre, soprattutto alla luce dei numeri che abbiamo visto prima, 1,4 volte al mese per autista, va ben oltre a quelle che possono essere qualunque tipo di problematica interna. Stiamo facendo sviluppare un software aggiuntivo a bordo dell'autobus in modo che l'autista possa tracciare ogni volta che usa la pedana manuale e sulla base di questi numeri documentati noi potremmo arrivare e arriveremo a un accordo con gli autisti. Lutto nel mondo della musica, è scomparso nella sua città Padova il maestro Claudio Scimone. Appena pochi giorni fa aveva diretto i Solisti Veneti a Bressanone. Il 14 settembre era previsto un altro concerto nella chiesa di Santa Caterina di Padova, ma quello del 2 settembre rimarrà la sua ultima esibizione pubblica. Il maestro Claudio Scimone è scomparso la notte tra il 5 e il 6 settembre nella sua Padova, a causa probabilmente di complicazioni respiratorie. Questa estate una rovinosa caduta gli aveva procurato la rottura di alcune costole. Scimone aveva 83 anni. Nel 1959 aveva fondato a Padova l'orchestra da camera I Solisti Veneti, protagonisti di oltre 6.000 concerti in tutto il mondo, con un repertorio che spaziava dal 1500 alla contemporaneità, passando per il Settecento veneto. Nel corso della sua lunga carriera Scimone ha inciso quasi 400 titoli con le più importanti orchestre e con i più importanti interpreti. È stato direttore del Conservatorio Pollini di Padova per 27 anni ed ha insegnato esercitazioni orchestrali al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Innumerevoli premi e riconoscimenti conseguiti, dal Grammy Award di Los Angeles al Grand Prix du Disque di Parigi, fino al titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito con la medaglia d'oro al merito per l'arte e la cultura da parte del Presidente della Repubblica. L'Università di Padova gli conferì la laurea honoris causa in giurisprudenza. Stefano Pelloni del Partito Democratico e Luciano Sandonà della Lega sono gli ospiti di questa sera 20:10 che torna puntuale con la politica e i temi d'attualità. Per questa edizione è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Perturbazione atlantica, condizioni di maltempo sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto un fronte perturbato impatta contro la nostra regione. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà infatti molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi, localmente anche forti. Fenomeni in attenuazione comunque entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi. Massime comprese invece tra 19 e 25 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà compromesso, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Andrà via via migliorando durante le ore notturne. Temperature minime tra 18 e 19 gradi. Massime oscillanti invece tra 21 e 23 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la perturbazione non risparmierà nemmeno la nostra regione, dove avremo temporali diffusi per tutta la giornata e localmente anche forti, ma anche in questo caso migliorerà entro le ore notturne.
temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.